Venezia tributa il suo ringraziamento con affetto, riconoscenza e commozione a Don Antonio Biancotto, conosciuto in città anche come il prete degli ultimi di coloro che vivono condizioni e situazioni di bisogno, morto nei giorni scorsi dopo una malattia all'età di 66 anni. È stato anche coordinatore triveneto dei cappellani delle carceri. Si è impegnato tantissimo per i giovani, di cui è stata una guida attenta ed autorevole, e per l'evangelizzazione di strada, così come per l'adorazione eucaristica di 24 ore. Lo scorso 28 aprile aveva accolto nel carcere della Giudecca la visita di Papa Francesco. Non voleva mancare a questo appuntamento, nonostante fosse già molto provato nel fisico. Qui vediamo Don Antonio in una catechesi del gennaio scorso. L'Eucaristia, prima di tutto, risponde al bisogno di non essere soli, perché Gesù nell'Eucaristia desidera parlare al cuore di tutti e in ognuno genera sentimenti e prospettive uniche. I funerali di Don Antonio Biancotto verranno celebrati lunedì alle ore 11 nella chiesa di San Silvestro a Venezia e saranno presieduti dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, con tutto il presbiterio.